Bentornati in un nuovo Spacchettatega. Oggi, come sempre, abbiamo ospite, rullo di tamburi. Grande Ezio è tornato in campagna. Oggi, come vedete, episodio molto cicciotto perché abbiamo tutti questi bei pacchettoni più una montagna di altri pacchettini. Tutti questi pacchettini sono prodottini che serviranno per tantissimi nuovi progetti futuri che vedrete prossimamente, ma soprattutto tante cose che servono per l'arrivo della nuova CNC che arriverà tra qualche settimana. So che la programmazione è andata un po' a rilento ultimamente, ma stiamo lavorando veramente sodo su nuovi progetti che non vedo l'ora di parlarvi e all'espansione di questo progetto Big Rocket. Veramente non vedo l'ora di parlarvene. Come vi avevo accennato, appunto, tra qualche settimana verranno a consegnarmi la nuova CNC, il che vuol dire che questa CNC che c'è è in vendita. È una CNC con piano di lavoro 800x600, mandrino da 1,5 kg. Qua sotto in descrizione trovate i contatti per chiedere informazioni nel caso foste interessati. Se avete qualche domanda invece lasciatela qua sotto nei commenti. Detto questo, ci sono tantissimi pacchi da aprire, per cui mettetevi comodi e cominciamo. Ora Ezio, quale pacco vuoi che apriamo per primo? Allora io partirei da quello... faccio un po' di ordine. Sì, vabbè, ordine qua, lasciamo stare. Io partirei da quello più in alto di tutti, giusto? Cioè? Quello lì con scritto Aco, Sblaco, Raco. Tipo questo, che è proprio qua in alto. Questo qua, va bene. È anche bello grosso. È bello grosso. Vai. Allora, questo qua appunto è un primo prodottino comprato per l'impianto di aspirazione della nuova CNC. Che cosa può essere mai? Lo abbiamo già visto sul canale, ne abbiamo parlato anni fa, quando ho costruito la prima versione del Totem Ciclone. Poi c'è stata la seconda versione del Totem Ciclone un po' più in piccolo, ma adesso ho bisogno di rifare quella versione XL, per cui cavetti? No, sono stringitubi con le alette per i tubi dell'aspirazione, appunto da 125 e da 100, niente di interessante appunto, mentre qua dentro abbiamo un cubo. E questo cos'è? Un cono gelato. Un cono gelato? Lo so. No, questo qua è un ciclone separatore, ma a differenza dei classici, come quello lì dietro che vediamo, che sono piccoli per dei volumi d'aria piccoli, questo qua ci puoi attaccare direttamente il motore. Porca vacca. È normale che questo si apre. C'è scritto non aprire mai. Non mi ricordavo che si aprisse. Non lo so. Comunque non c'è molto da vedere. È un ciclone della Dust Commander, una delle aziende leader che produce appunto cicloni separatori. Se volete vederlo in azione vi lascio il video qua dove l'avevo già montato appunto in quel totem ciclone che avevo fatto. L'idea è analoga, quindi metterlo lì al posto di quello lì più piccolo, metterci sopra un bel motore potente e avere l'aspirazione perfetta per la nuova CNC. Quindi questo tira su qualunque tipo di polvere. No, non funziona così il ciclone. Il ciclone è un separatore ciclonico. Bene. Ha solo un alto volume d'aria questo qua, rispetto a quell'altro che ha un basso volume ma un'altra pressione. Questo ha una bassa pressione ma un alto volume. Sono due concetti diversi. Non lo vedremo ora, passiamo al prossimo pacco. Continuiamo con una serie infinita di pacchettini di AliExpress per prodottini che ho preso sia per fare modifiche nella Proto Room sia per progetti di modifiche e aggiornamenti qua in lab. Prima di tutto, non emozionante, ma se ti ricordi in un vecchio unboxing era arrivata da Amazon, presa ed era rotta. Cos'era? Mi inquadri dritto adesso? Beh, è abbastanza inquietante come cosa. Si vede il tuo occhione. Abbastanza brutto. Questa qua da mettere sul banco da elettronica, un po' per saldare, un po' per fare tutto, fa sia da luce che da lente di ingrandimento. Cioè, non si poteva proprio stare senza, come abbiamo fatto fino ad oggi. Guarda, è incredibile. Già. È incredibile. Io non so come ho fatto. Da oggi tutto cambia. Da oggi finalmente tutto è cambia. arrivato. Titolone del video, da oggi tutto cambia. Sempre robe per la Proto Room zona saldatura. Abbiamo qua una treccia di rame dissaldante. Non ce l'avevo, ma in alcuni casi è stata utile averla, per cui andata. La nuova postazione da saldatura verrà rifatta totalmente. Infatti ho preso... Però è tutto molto chiaro già dal titolo, direi, che cos'è questa cosa. È un cleaning con dentro anche i suoi pad di ricambio. Niente di speciale. E ovviamente non poteva mancare che il saldatore, raga. Quindi ero stufo del mio saldatore, che era una scomodità. Mi avete consigliato in tanti questo modello qua, tra cui anche il buon Leo che ne ha un modello analogo. Cioè a batteria? Sì, e a batteria va con la USB-C.
Quindi ci mette tipo 12 ore a caricarsi e 4 minuti a scaricarsi. No, in realtà. Non so se ha batterie però, non penso. No, va col power bank però questo. Molto bello, molto carino, non vedo l'ora di provarlo. C'era anche in altri colori. C'era nel colore, però ho cercato di prendere quello che ti metteva di più in imbarazzo. L'azzurrino così in effetti è abbastanza imbarazzante. Poco niente neanche qua, raga. Filtri per la pistola a spruzzo. Niente, vanno presi perché ne facciamo fuori veramente una fucilata. E qui? Qua un cuscino molto piccolo. c'è qualcosa che è sempre per la pistola a spruzzo. C'è un tot di roba che è per la pistola a spruzzo. E questi sono i filtrini invece che vanno dentro la pistola a spruzzo, questi qua. Mentre quelli sono i filtri per filtrare la vernice prima di metterla. Ora non mi ricordo neanche perché tante robe mi sono arrivate un mese e mezzo fa. Li aprirò sbregando male. Ah, ok. Questo qua è un adattatore per le batterie della Enel e tu ci puoi attaccare quello che vuoi. Cioè far andare qualsiasi cosa con la batteria della macchina. Esatto. E noi vogliamo provare a far andare l'aspirapolvere qua giù in studio, che non ha più tanta carica le batterie, con le batterie della Enel a 3 ampere. Beh, ha senso. Accessoretto che c'era, da cui sicuramente si può prendere, si può ricreare facilmente stampato in 3D, però visto che c'era. Vabbè. Altra questione, questi tre che sono tutti identici, sono dei tastierini per comandare le porte. Quelli che hanno la lucetta blu. Esatto. Questi qua servono per aprire un'elettroserratura sia con il tag AirFeed sia con il codice, e siccome l'ho già messo per il portone d'ingresso voglio sistemare anche i vari portoni d'ingresso in lab, così non vi do più chiavi, avete tutti il vostro tag benedetto, entrate, io so chi è entrato e quando. Qua c'è un vasetto tipo. Dello smalto per le unghie. No, questa è la Loctite 243, per chi non la conosce è molto famosa, è un bloccafiletti, esatto, è lo stesso di quello di colore blu che trovi quando smonti un dispositivo elettronico e trovi quel blu sulla vitina, quello è rosso. È esattamente quello. E perché quello è rosso? È il packaging che è rosso. Però c'è una striscia blu qua, quindi come la metti? Però c'è anche un tappo bianco. Sai che non mi ricordo Delle proprio. posate. Ah, queste voglio aprire. Punte da trapano. Poi mi piace tutti questi bei pacchi anonimi. Magari dentro c'è del veleno asfissiante. Dici che c'è qualcuno tu che sa adesso che lo spediamo? apri e quindi. No, però è duro. Te lo dico io cos'è. C'entra con questo qua. Non mi ricordo più cos'era quello. Il tastierino. Saranno le ferramenta per serrarlo. Qua dentro sono due scatole in metallo. Una e due, signori. Per chiuderli dentro? No, ovviamente, come schiacci poi allora, i tasti. che ne Serve so io. per appenderli fuori, così poi c'è la canalina che prende e va. Questo ci sta esattamente qua davanti, è perfetto. Sì. Ne apro una giusto per. Vabbè, si poteva stampare in 3D. Allora, sì, però mi piace molto questo look qua, le avevo trovate anche su Amazon, però volevano tipo 20 euro a scatolina. È la Madonna. Tantissimo. E queste? 150. Tipo 8. Anche di queste, tutte queste cose trovate poi il link in descrizione. Un pacco che è semplice in realtà questo. Questo me lo ricordo perché è impossibile. È un calendario. No, calendario delle pin-up. Potresti farlo bello però. Beh sì, in effetti potrei. Con tutti i tuoi amici marini di quando vai a fare il subacqueo. Beh, perché no in effetti. Potresti farlo. Qui in realtà ho preso un po' di piatti per la nostra stampante Prusa MK4S, tra cui uno Pay texturizzato fronte e retro e un altro non in Pay però texturizzato effetto carbonio e altro effettino molto carino, questo qua. Siccome c'era solo un piatto volevamo avere più texture, anche questi. Molto semplice, non c'è troppo da dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, scegli. Scegli ed è l'ultimo per adesso. Allora io vado con quello nero. Allora, quello grigetto. Allora, mi sa che sceglierò la scatola. La scatola, sì, mi piace la questo poco. Questo qua, grazie che hai scelto in modo randomico e con nessuna pressione, è sempre un pacchetto che ci servirà per la nuova CNC, come ne avremo altri che apriremo dopo. Come per la nuova CNC c'è bisogno anche di una postazione di controllo, e questa postazione di controllo ha bisogno di un PC di controllo, e il PC per funzionare, per avere ha bisogno di un device visivo, ha bisogno di un dispositivo atto a questo scopo. Siccome voglio fare un progetto replicando un po' in stile l'interfaccia
della Masso, se non la sapete è questa qua che vedete qua alla mia sinistra. Qua sotto trovate in descrizione, è un bellissimo dispositivo per comandare la vostra CNC, costa una fucilata e allora ho deciso di ovviare e costruirmelo come tutto. Questo qua non è nient'altro che uno schermo portatile 16 pollici Full HD touchscreen. Però Attenzione, lo proveremo assolutamente dopo. Non c'è troppo da vedere se non ingressi USB-C, HDMI, uscita delle cuffie, USB-A normale, alimentazione, quant'altro. capacità di resistenza agli urti. Con te pochi, con te pochi. Non vedo l'ora di provarlo, ma ve lo farò vedere dopo appena accendiamo un altro dei prossimi pacchetti. Dentro ti danno l'alimentatore per collegarlo, un HDMI USB-C. Niente di che. Lo proviamo dopo però anche questo qua. Tornando a noi, prendiamo altri pacchettini e partiamo da questo, che come potete vedere qua è un pacchettino che ci mandano i ragazzi di Minis Forum. Che cosa fanno secondo te Minis Forum? Sicuramente cose molto piccole. Forse potrebbero essere dei teatri piccolissimi. Ottimo assist questo qua, mi piace. No, in realtà no, non hanno il potere di miniaturizzare. Migna. Non hanno il potere di miniaturizzare niente ancora. È un'aziendina che produce dei mini PC molto interessanti. E visto che abbiamo proprio appena finito di dire che è molto utile lo schermino per il PC, ecco qua il PC. Minis Forum, packaging molto semplice con questo bel arancione Hermès che dà istruzioncine che ovviamente non leggeremo. questo lo teniamo che non si sa mai. Qui abbiamo il ragazzo, è piccolino vero? Spellicolamento Apple Style, e questo qua ragazzi è il mini PC. Dovrebbe essere abbastanza potente da far girare tranquillamente tutti i software che servono per la CNC e anche Fusion 360 con un bel po' di altri programmini in sottofondo. Non è male sto packaging, ti dico la verità. Dei piedini in più che non so che roba siano, penso a quelli sotto. Ti danno cavo di alimentazione, cavo HDMI ovviamente, transformation. E questo qua penso che sia un attacco VESA classico, che così tu puoi attaccarlo direttamente sul retro del tuo monitor in caso. Così fai tac e hai un setupino molto interessante. Ora, siccome parlare di PC non è il mio forte, lo passo il testimone. Attenzione al grande Leo. Attenzione, musica epica di sottofondo, che farà una ottima configurazione di questo Windows 10, installerà sopra i software che ci serviranno per fare tutto e ne parliamo subito dopo la pubblicità. Ora aprirò questo più uno di questi pacchetti, tranne questo. Allora, Scegliene io uno. comincerei esattamente da quello che non vuoi aprire. No, ti ho detto scegli tutto tranne quello. Allora, C'è quello un lì problema sbregato male, dai. Questo. Sì, che non lo vedo benissimo, se devo essere onesto. Allora, repeat, ascolta le mie parole. Aprirò questo pacco, tu ne puoi scegliere un altro tranne questo. Mi hai detto, bene, scelgo questo e poi questo quello che ho già detto che apro. Per cui ripartiamo, molto semplice. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 pacchettini. Scegli uno di questi 5. Il quinto. Qual è? Quello bianco. Questo? Sì. Perfetto. È il più noioso di tutti. Hai vabbè. avuto proprio una scelta. Tanto non riesci neanche ad aprirlo. Che non sono invincibile come te. Qua dentro, indovina un po', qualcosa sempre... Cavetti! No, sempre per il banco da elettronica. Ho preso un rotolo di nastro Kapton, che è il nastro quello ad alte temperature da usare sui circuiti. Non l'ho mai avuto, in alcuni casi è stato utile averlo. Indovinate? Eccolo qua, molto semplice. Mentre qua dentro tu non ti aspetterai mai. Forse c'è scritto, lo tolgo così non lo vedi. Hai già capito? Non ho visto. C'era scritto qualcosa a K, mi pare. Qualcosa c'era scritto. Ecco, Qua dentro. Mixing K, attenzione. Esatto. Siccome pitturare a spruzzo è diventata ormai una di quelle lavorazioni che si fanno spesso, oltre a aumentare il mio parco di pistole a spruzzo, avendo pistole dedicate per le vernici assorbente e per vernici a base d'acqua, ho voluto investire un attimino e prendere anche questi. Ta-da! Cosa sono? Bicchieri. In realtà sono bicchieri per la pistola a spruzzo che ha bisogno di un attacco particolare.
perché non si avvita più, ma ha questo attacco tipo a ghigliottina, come si vede qua sopra. In sostanza come funziona? Tu hai il tuo barattolo che si apre così. Questo è il barattolo che si usa sempre. Qua dentro lo metti per salvarlo, ci metti la tua finitura, chiudi, avviti e lo attacchi sulla pistola. Quando è finito lo puoi prendere, togli questo, ok? E lo butti. No, se non l'hai finito la finitura, questo è già ermetico di per sé, ci sono i suoi tappini, li metti così e la puoi mettere via per un breve periodo. Quindi questo è un set solo per fare questa roba qua. L'attacco che ci va è un attacco del genere, bisogna prendere a parte, sempre il link in descrizione, per cui si prende questa, adesso non so qual è il dritto. Sempre tutto approssimativo, sempre tutto un po' a caso. No, è la prima volta che l'ho aperto, dammi tempo. Vabbè. E questo qua è il risultato finale, molto semplice e molto sembra pulito. molto fatto bene però. Sembra mica pro. Ho in mente tra l'altro un altro progettino per implementare la produttività qua sopra, che ti avevo già parlato. Sì, con la luce. È una luce da mettere qua davanti. Sì, ma roba da carrozzieri quella. Lo so, perché qua serve avere quel risultato. The best or nothing. Esatto. Bella. Passiamo a un altro pacchettino bello cicciotto. Allora, quello nero. No, non ti ho detto scegli. Sempre per tornare in tema Proto Room, sempre per quanto riguarda le migliorie, e raga, vi giuro, vi farò il video di tutto lo svolgimento, di tutti gli upgrade fatti nella Proto Room. Man mano che andiamo avanti ci sono sempre migliorie da aggiungere e da fare. L'ultima appunto che andremo a mettere oggi è una nuova stampante a resina. Accidenti, infatti ce n'erano poche di stampanti. Ce n'erano poche di stampanti. Ecco, questa è l'ultima modello di LGU, ovvero la Saturn 4 Ultra, stampante a resina con lo stesso identico principio, quindi sempre MSLA, ma ha molte feature in più rispetto alle vecchie Saturn e le vecchie Mars che abbiamo di là. Bello quello. Bello potrei Qua farti c'è da giocare un bel po'. È il letto per Gabri, un bel in futon effetti, da lui ci mettere sta. qua giù in ufficio. Lui ci sta lì. Gabri, ecco Gabri, qua, puoi perfetto. dormire sonni tranquilli. Esatto. Istruzioni, ha puoi molte buttarlo direttamente. opzioni in più rispetto a quelle passate, sia partendo dal software che dalla vaschetta, che dalla tecnologia che utilizza per alzare e inclinare la vaschetta invece che alzare il piatto. Quindi aumenta sia la velocità che la precisione. La qualità. Cavetti. Una scatola per un cavetto. Boom. Una scatola per niente. No, non so cosa sia. Ah, Paraspruzzi. per il piatto. Attenzione. Quando il piatto di stampa, per non sgocciolare su tutto, lo metti intorno al vat. Meno male che ci hanno pensato, ma la roba che a me entusiasma di più di questa è sicuramente il coperchio, che finalmente, raga, Madonna, È pesante. oddio, O sei tu debole? Me Madonna, la sarei che grossa. immaginata rossa. Per fortuna no. È giallo. Tu hai dei problemi di daltonia. Ma la plastica che c'è dentro, se è gialla, vengo lì e la rompo. plastica vedi dentro? Io non vedo gialli vedi o gialla? pigmenti. Quello che sia. Allora, se è gialla, la rompo, giuro. Ma cosa stai dicendo? No, è giallo. La vedo un po' Da dondolante. qua sotto tra l'altro. Cioè questo no bueno, no Ascolta, taglialo, no? facilità di apertura. Ecco, 3, 2, 1. Non si vede ancora perché c'ha dell'altra plastica, ma è gialla. Allora, la roba che mi piace di più di questa finalmente è la praticità nell'aprire il coperchio. Negli altri modelli, quelli precedenti, per chi non lo sapesse, avevi proprio uno scatolotto da alzare, da togliere e appoggiare, mentre qui, signori, boom. Con dentro un sacco di polistirolo. E il giallo dov'è? Tutto quello è giallo. Sì, quel coso che hai appena fatto. Boom. Questo è giallo. Quello è giallo. Certo che è giallo. È grigio fumè. Davanti è giallo. Chiudilo e togli la plastica che c'è No, ma davanti. tu capisco che vedere i colori è soggettivo, perché parliamo solo di frequenze, di luce che rimbalza, per cui la tonalità di giallo che vedi tu non è quella mia. Ma dire che la roba da grigia è gialla, Chiudilo. non è che cambia colore quando lo chiudi. Ti sembra giallo? Meno di prima, in effetti. Scrivete qua sotto un oculista bravo in daltonia, che così ci mandiamo sempre cose. Rotto. Poteva succedere. Aspetta. Dai. Poteva succedere, ma in vediamo effetti non è male che sono tutto. molto pratico. Ma che grosso sto piatto, raga. Bel piattone, tutto texturizzato. Se vedete, a differenza del piatto dei modelli precedenti, qua sopra non abbiamo più la rotella per fissarlo, ma è un aggancio e sgancio rapido. Va direttamente qua, si infila e si
si chiude. È molto molto più pratico, magari così Leo non ci si dimentica di avvitarlo. Ah, No, come quello là. è successo un bagaccino. L'ho visto. Altra roba interessante che ha questa è che, come vedete, non ci sono regolazioni da fare per livellare il piatto di stampa, perché anche qua miglioria, lo fa in modo automatico. Super super super. Non dovrebbero esserci più questo tipo di problemi. Ah, ok. Nella scatola i soliti accessori, viti, ricambi, alimentatore, chiavetta, antennine, che anche qua finalmente arriviamo nel 2024, Wireless. wifi, non più chiavettine da andare avanti e indietro, carica, passa, spatoline, una tessera. Attenzione, una carta di credito illimitata. No, penso che sia la licenza per C2Box Pro. C2Box è il software di slicing che usa per fare appunto i file che viene letto dalle stampanti delle GU. C'è la versione base che è gratuita e quella Pro che è a pagamento. Quello lì è a pagamento. Qui ho una tessera da cancellare grattare. il numero di serie e attivare la mia licenza Pro. Come per prima, sempre i soliti stessi filtri che non userò mai per quello, ma è una mascherina che daremo a Leo. Mascherine, ok, molto molto interessante. Vaschettona gigante, oltretutto vaschetta con un FEP nuovo che non è più opaco come nel passato, ma è più trasparente, in modo da non avere artefatti quando andiamo a usare la luce. Un'altra tecnologia nuova che hanno inserito è quella di avere il piatto che inclina. Invece di staccare il pezzo in modo parallelo, inclina il piatto in giù, quindi è come se andasse a spellare il pezzo invece di alzarlo. Questo ci porta ad avere stampe molto più veloci. La mettiamo da parte e intanto facciamo partire una prova di stampa, giusto per vedere la qualità. Monitor 12K. Subito. Tutto male. Questa è la Benji che ho stampato di test. Ho scelto questa versione tutta diversa dalle solite per la stampa a filamento. È venuta dannatamente bene. Ho già messo in stampa alcuni accessori che poi vedrete magari meglio nelle storie. Continuiamo, amico mio, con gli ultimi pacchetti da AliExpress. Sempre qua adesso andiamo a vedere se scegli. Questo non è da AliExpress, ma lo apriamo fra un attimo. Hai 4 pacchetti. Quello piccolo e grigetto. Questo? Sì, proprio quello. Io non ho proprio ricordi, ve lo giuro. È sempre qualcosa per progettini, perché è stato tutto preso. Questo mi piace, non vedo l'ora di aprirlo. Ah, ok. Scatoline. No, questo non serve direttamente per un progetto, ma è una di quelle robe che volevo avere, che faccio fatica a trovare, ovvero una colla per plexiglass. La colla per plexiglass viene chiamata colla, ma in realtà non è colla, è un solvente. E il solvente dovrebbe essere a base di cloruro di metilene. Te lo dico? Vabbè, meno male che lo sapevo. Adesso lo sai, se vuoi puoi comprare il cloruro di metilene senza andare a comprare una colla. Avevano paura che si aprisse? Ah! Sei debole. In effetti è di vetro la questione. Questo in teoria, raga, Ma non c'è un'etichetta con non scritto c'è niente, io non so, potrebbe essere forte. cianuro, sta roba qua vecchio, o C'è solo un metodo per scoprirlo. berlo. Mettaselo negli occhi. Quello che ti danno è una fialetta senza nome e una siringa. Si è capito. Vabbè, grazie. Ecco qua, AliExpress. quello che ho comprato è stato siringhetta, 50 ml di questa pozione trasparente. Questo qua in teoria dovrebbe essere appunto cloruro di metilene. In teoria, in pratica non No, si sa. la vendono semplicemente come colla per plexiglass. Prendere il cloruro di metilene, se lo cerchi, è un po' faticoso da trovare, perché il principio di questo cosa fa? Per incollare il plexi tu non vai a mettere della colla, ma metti questo che è un solvente. Quindi scioglie il plex. Quindi in quel punto lì dove toccano le due parti di plexi, che vai a mettere questo qua con la siringhetta pianino, va nelle fissure sotto e si scioglie. Quindi è come effettivamente se si saldasse. È come se si saldasse. esatto. Infatti alcuni brand chiamano questa cosa qua plastic weld. Tra l'altro il tappo è pure rotto. Meno male che c'ha un sigillo. Cloruro di metilene, molto bello. Se mi fai arrabbiare, ti inietto un bel 5 ml. Cosa succede se uno si inietta 5 ml di cloruro di metilene in un orecchio? Allora, fatecelo sapere qua sotto nei commenti. Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Vai, 1, 2, 3. Su un quadrato grigetto. Questo? Proprio quello. Allora, questo è bello rumoroso, so cosa c'è dentro e questo mi serve per un progetto, anzi più che per un progetto mi serve per fare un prototipo di un prodottino che ho in mente. E questa non è nient'altro che, Delle posate. lo si può intravedere qua sopra, è un rifilatore a batterie. Presente il rifilatore della Makita? Ecco, questa è la versione Mega Tarocca. Però è lo stesso colore sotto, guarda. Sì, Mega Tarocca. Ha l'aggancio sempre per le batterie Vabbè. Makita. Ha sempre sta roba qua. È un motorino che va a batteria.
batterie. Ora a me non mi serve da fargli fare chissà Chissà che quali lavori. sforzi, è solamente per raggiature, piccole sbavature, hai in mano questa qui e puoi fare, ma ho in mente altri bei piani io per questa ragazza. Il problema è che non ho batterie. Questo mi porterà molto probabilmente a cercare e tentare di riprogettare questa scatoletta Per attaccarci quelle della Enel. per attaccarci quelle della Enel. Che c'è già lì il pezzettino. Attenzione. In effetti potrebbe già essere una soluzione del genere, staccare questa e riadattarla, ma non è Vale il mio. la pena? Non è abbastanza sfida questa cosa qua. La sfida è prendere, riprogettarlo, farle una roba uguale o esteticamente più carina, ma per l'attacco Enel. Dentro non ti danno molto e non te lo mettono neanche bene, anche perché questa roba qua mi sa che sarà costata circa 40 euro, 50 al qualità massimo, ma eccelsa, penso più anche forse 35, ve lo faccio vedere qua. Dentro c'è poca roba che potete tranquillamente prendere e lanciare. Questo forse no, perché sembra la roba fatta un pelo meglio, ma tutte quelle altre guide si lanciano Male. dove? Nel lago, Nell'Adige. dove tu vai a fare immersioni. Vabbè, dai. E poi le recupero. Poi le recuperi e le rivendi. Adesso quello nero, grazie. Bravo! Proprio quello. Sei stato forte! Questo, sai perché? Perché è in accoppiata con quello che hai appena Con visto. quel rifilatore. Esatto. Questo è Che un'altra taroccata. voglio che tu mi dia vediamo. il nome di questa cosa però. Allora, sarà una taroccata clamorosa. No, non è una taroccata, perché non è che c'è un brand specifico. Attenzione, tu Leo non aiutare. Vabbè, è quello che lo schiacci e va più profondo. Si chiama Che così, cos'è? proprio. Schiacciatore a profondità ripetuta. Se te lo faccio vedere così probabilmente capisci. uno sdoppiatore. Ah, Ci entra. attenzione. E quindi? Un copiatore. No, non hai proprio idea di come sia fatto un copiatore. Ti danno una brugola che molto probabilmente... Non entra neanche. No, per avvitare le uniche cose che non devi svitare. Va bene, questa qua non è nient'altro che un alza e scendi per la fresatrice. Se tu Prima la cosa monti... che avevo detto, peraltro. No, tu hai detto che è una roba che è un'altra roba. Tu ci puoi mettere questo e avvitando o svitando alzi o abbassi quello. Così montato sotto un piano, È sempre alto giusto. no, la puoi alzare in base a quello che ti serve senza Quello che ho dover appena detto. tirare giù tutti i santi. E anche questo non vedo l'ora di provarlo. Ok, vai, 1, 2. 2. Molto bene, vedo che stai capendo il gioco. Hai visto? Perché faccio 1 o 2? 3. 3. E allora questa in fronte. In the face. Questo, packaging ovviamente discutibile. Packaging che Dentro non... c'è un pesce. No, questo qua serve per fare una modifica, ho in mente alcune modifiche da fare proprio alla mitica combinata. Come abbiamo già visto in passato, alcune modifiche come aggiunte di interruttori o altro, ce ne sono un po' da fare, come aggiungere altri interruttori, automazioni che quando accendi parte automaticamente e si spegne l'aspiratore qua sotto nel pozzetto, ma una roba che mi sta altamente sulle palle è la pialla spessore. Ha l'indicatore della rotellina estremamente approssimativo, non riesco mai a capire a che punto salgo e quindi, avevamo veramente un packaging, qua mi fregano così. Qua dentro abbiamo un dispositivo che si chiama, te lo dico che tanto so che non sai cos'è, Misuratore per pialle. si chiama DRO. Attenzione, prova a dirmi l'acronimo Dynamic di Roller Outcome. Ecco, perso. Vacca Dov'è boia. finita? Vacca boia. Dov'è finita? Cos'è? Cioè è sul limite, sul Del bordo della baratro morte. per sempre. È molto semplice, te lo faccio vedere. C'è un display e c'è una banda magnetica, ok? E questa cosa qua in centro corre. Su un binario. Binario di 30 cm. Dynamic Roller Non ti Coaster. fissare con Dynamic perché è sbagliatissimo. Allora non lo so. Te lo dico. Vuol dire Digital Readout. Quello che avevo detto. Perfetto. Questo cos'è? Nient'altro, è la stessa roba che trovi sul calibro, quindi tu man mano che ti Vabbè, sposti lì misura ti e dice. indica. Se tu poi a un certo punto azzeri, E lui da lì ti dice ok, quanto ti sei salito. alzato di tot. Va bene, dai. Molto semplicemente, quindi anche qua bisognerà progettare un attimo l'alimentazione per questo, come attaccarlo, dove metterlo, vedere, fare, brigare, ma sarà sicuramente una bella sega. Comincio a essere un po' stanco. Arriviamo agli ultimi pacchi. Questo c'entra con l'ultimo pacco e non è niente di emozionante, ve lo posso far vedere. È banalmente una staffa per monitor. Perché staffa per monitor? Per mettere il monitor touch. No, Non il monitor touch, ma... perché visto che qua il progetto Big Rocket sta prendendo delle forme incredibili, la gente che sta entrando in questo progetto sta aumentando, le postazioni PC
che ci servono diminuiscono costantemente. No. Per la nuova postazione, Attenzione. attenzione, Ah, boom! the big one. Qua abbiamo un monitor 49 pollici ultra wide della Titan Army, Attenzione. marca ovviamente conosciuta per produrre, Macchine per il vuoto. no, monitor. Certo. Non ho mai avuto un monitor così ultra wide, sono curiosissimo di provarlo e lo proveremo col mini PC che abbiamo aperto prima, quindi vi facciamo vedere un po' di questioni. Vediamo se questo andrà direttamente nella mia postazione o in un'altra postazione. Le cose che ho capito è che è molto interessante, non tanto per la risoluzione o per le performance, perché la risoluzione è 3840 x 1080, quindi in sostanza è come avere due monitor Full HD vicini, però senza spazio tra uno e l'altro. Non sicuramente il monitor più performante dal punto di vista della risoluzione delle robe, però sicuramente utile, e anche la connettività che ha dietro è interessante. Ora lo... No. ecco, Guarda che cade, sono sicuro che cade. dai che mi fai prendere paura. Vacca boia. Ora, Forza. chi era? Mi hai fatto prendere paura, Leo. Sì, ma quelle robe lì, prendile in mano. Un attimo. Ma stai calma. Allora, come diceva Leo, gli accessori sono comparsi all'improvviso. Abbiamo ovviamente il suo... Non spregarlo male. Ma perché? Cioè, la roba bella che poi è che quando spacchi tutto, un appendiabiti. Bello. Questo appendiabiti, oh, che grosso che è, va fissato nella Tutto molto poco della stabile. sua base, perché questo si sposta, ma- dovrebbe star fermo in teoria. Qua dentro di cavetti, solita connettività classica tra alimentazione, DisplayPort, un USB, poi ha quello delle stampanti vecchie per via. Ha un hub incorporato, ci dicono dalla regia, molto probabilmente per lasciare tutto collegato alle vostre periferiche, internet, questioni varie, e alimentazione anche dentro il monitor, perché dovrebbe avere anche la porta DisplayPort, così tu puoi arrivare, hai un cavetto USB-C, lo colleghi solo allo schermo e quello ti alimenta il PC e hai già tutto bello che è configurato. Figo. Siete pronti? Comunque c'hai un pezzettino di polistirolo in faccia. No! Sì. Taradada. Guacci. Guacci. Beh, in effetti Ecco, sembra bello. ecco. È rotto. Non è durato tanto. Puzza. No. Ta-ta. Non so. Più lungo che alto. Voilà. Sono due schermi. Adesso non impastorciarlo tutto con le tue Eccolo dita. qua. Ora, Bisognerebbe vederlo bello acceso, attivo e funzionante. adesso collego tutto, attacchiamo la staffa, vediamo di metterlo in funzione, colleghiamo il PC così vediamo un po' tutti e due assieme come Ok, abbiamo montato tutto, abbiamo collegato al Mega Super Monitor il mini PC che confermiamo che ha questa bellissima tega, quindi nelle porte del monitor dietro ha sia la USB per attaccare le periferiche, l'RJ45 per collegarlo a internet e l'uscita Power Delivery a 65 watt, confermiamo essere a 65 watt, quindi con il vostro portatile basta collegare un cavo, tutte le periferiche sono già collegate al monitor e quindi non dovete fare niente, avete il desk super bello pulito e performante. Come state vedendo stiamo facendo qua sotto dei benchmark proprio per confermare che le performance di questo mini PC rispecchiano quello che è stato scritto nel sito del produttore. Giusto due info sulle caratteristiche del mini PC: modello Minisforum UM760 Slim, CPU AMD Ryzen 5 7640HS, GPU AMD Radeon 760M incorporata, abbiamo invece 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. Detto questo, il PC performa quasi esattamente come descritto sul sito, è leggermente più basso. Vi lascio, per chi ne capisce sicuramente meglio di me, qua di fianco tutti i risultati dei benchmark che abbiamo fatto. Bene ragazzi, sono distrutto dopo questo spacchettamento gigante, soprattutto per colpa tua Ezio, mi hai drenato le energie. Qua sotto in descrizione trovate tutti i link dei prodotti che abbiamo visto. Iscrivetevi, mettete like al video così non vi perdete i prossimi episodi con tutte queste nuovi progetti che vi ho anticipato e soprattutto l'arrivo della prossima CNC che non vedo l'ora raga perché è croccantissima. Quindi per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!